Alberto Maschio, presidente dell'Associazione Isolana Albergatori. Come si risolve il problema del reclutamento di personale, quindi della mancanza di personale? Si interviene guardando avanti, guardando a medio e lungo termine, perché non è un problema che si risolverà in un giorno e tantomeno in una stagione. Credo che sia un insieme di fattori che ha causato questa difficoltà nel reperimento di risorse, sia quelle più professionalizzate che quelle meno. Tra questi certamente come località abbiamo un problema che è quello degli alloggi del personale. Oggi non possiamo più basare la nostra ricerca sul mercato di vicinanza, ma abbiamo bisogno di spaziare e cercarli un po' in tutta Italia e essere anzi attrattivi anche nei mercati esteri per quanto riguarda l'offerta del lavoro. Oggi non lo siamo abbastanza. Uno di questi problemi è legato certamente agli alloggi per il personale, motivo per il quale abbiamo portato avanti un'iniziativa e fatto una proposta concreta al Comune che vede la possibilità di acquisire tutte quelle piccole strutture alberghiere che oggi faticano a rimanere sul mercato, motivo per il quale hanno chiesto il cambio di destinazione d'uso, la riconversione e a sua volta potenzialmente magari non rientrano nei parametri o nella percentuale massima di riconversioni, quindi da lì l'idea di acquisire queste strutture tramite un sistema partecipato di soci individuali, di partecipazioni pubblico-private, per acquisire queste strutture e destinarle ad uso foresteria per i nostri collaboratori. Ecco, voi avete già fatto una valutazione su quante strutture in questo momento potrebbero potenzialmente essere disponibili per questo scopo? Da quelli che sono i primi dati che l'amministrazione ci ha fornito, ci sono già attualmente almeno una decina di strutture che rientrerebbero nelle casistiche, nei parametri per la riconversione, ma non rientrano nella percentuale massima consentita appunto di riconversione. Queste 10 strutture, che poi sono equamente distribuite nel territorio, quindi riusciamo a dare anche una risposta su tutto il territorio e non centralizzandoli solo in un unico punto, come era una delle prime proposte che facemmo, che era quella di una foresteria in zona Piazza Manzoni, per capirci, a metà strada, diciamo così, nella distribuzione del lido, ma sarebbe diventata una soluzione palliativa, perché chiaramente chi orbita nel zona Faro, zona Foce, Piave ha qualche problema in più chiaramente per le distanze, mentre le piccole strutture sono ben distribuite su tutto il territorio isolano. Ecco perché potrebbe essere la soluzione al problema. Ma chi andrebbe a gestirle? Questo è un percorso da costruire, chiaramente potrebbe essere, come dicevo, una partecipazione pubblico-privata, potrebbe essere la stessa associazione a farsi carico di questo con un progetto importante a lungo termine, ma potrebbe essere anche molto semplicemente un pool di soci dell'associazione appunto che orbitano nell'area di interesse di questa struttura, che potrebbero mettersi assieme, come in qualche caso sta già succedendo, per acquisire quella struttura, riqualificarla, rendere quegli alloggi dignitosi e appetibili per attirare manodopera personale qualificato e quindi acquisire direttamente la loro struttura e gestirla a loro volta.